Ehi, dico a te, vuoi un apparecchio acustico a costo zero? Acustica Friulana, via Visinale 16, Muzzana del Turniano, Udine. Telefono 334 27 67 731. Test dell'udito direttamente a domicilio, semplice e veloce. Pagamenti su misura. Non aspettare di non sentire. Campagna di prevenzione dei problemi uditivi. Acustica Friulana. Test dell'udito direttamente a domicilio, semplice e veloce. Un'occasione da non perdere. Dalle 14.35 di oggi il campo sportivo del velodromo comunale di San Giovanni a Natisone porta il nome di Dino Goia, storico custode che dagli albori della prima squadra dilettantistica al vecchio campo parrocchiale di Via Roma all'attuale ha seguito in lungo e in largo le vicissitudini sportive e sociali. Molte le persone presenti di ieri, oggi e domani in suo onore. Dalla S Natisone al centro sedia calcio, tanti presidenti, tanti dirigenti, tanti allenatori, una nidiata di calciatori, sempre con Dino in prima linea, armato di carriola e calce per segnare il suo regno. Molto spesso, quando si deve scrivere in ricordo di una persona, il famoso coccodrillo in gergo giornalistico, si abusa nei termini. Bene, per Dino ci vorrebbero oceani di inchiostro nel raccontare aneddoti, ricordi e pensieri. Per chi come colui che vi parla e per tanti altri con i capelli bianchi e non, è stata una pietra miliare, inossidabile che nemmeno il tempo saprà scalfire. Forse lui stesso non avrebbe gradito tutto ciò, perché la passione dentro di sé andava oltre l'ostacolo, ma omaggiarlo nel perenne esempio che uno così non lo trovi nemmeno se lo inventi. Al termine della cerimonia abbiamo avvicinato il sindaco Carlo Pali. Assolutamente, l'amministrazione comunale ha voluto fortemente dedicare il campo di calcio a Dino Goia. Era la sua casa, il suo amore, ha dedicato tantissimo tempo della sua vita sostanzialmente a questo sport, ha dedicato tempo ai giovani. Penso che sia doveroso da parte dell'amministrazione, della comunità, ricordare questa persona semplice. Parlava poco, ma lavorava tanto e stava sempre vicino, in silenzio, in maniera sempre costante, vicino ai giovani, per fare in modo che i giovani avessero sempre tutto quello che gli poteva essere necessario per poi poter riuscire a compiere e fare quello che era la loro passione, cioè giocare a calcio. È una persona che è sicuramente meritevole di ricevere questa intitolazione perché di fatto il campo di calcio era la sua casa.